Sono passati più di 100 anni da quando è nato Gino Soldà, eppure è ancora attuale. La passione per la montagna era più grande di lui già da piccolo. Ha preso la corda del bucato della mamma, aveva 17 anni, ha scalato il Baffela. È riuscito a risolvere i problemi arrampicatori di alcune pareti, le più alte, le più grandi delle Dolomiti, inserendo questa difficoltà estrema. Mi sono domandata se un ragazzo come lui, tutto preso dall'entusiasmo per le scalate e da un amore sconfinato per la montagna, sarebbe mai stato capace di affiancarvi seriamente l'amore per una ragazza. Poi avevo capito che ciò era possibile. Tutti mi credevano un uomo libero e fortunato, ma ero solo un giovane con la passione per la montagna che si trovava imprigionato. Lui è sempre stato contrario al fascismo, ma era talmente contrario che ha creato lui un battaglione di partigiani. A me una cosa che è sempre piaciuta di Gino era anche la sua capacità di dire no o di dire basta quando andava fatto. Sono arrivato fino alla Piramide Nera, poco sotto la spalla, a 7100 metri. Quando è arrivato a casa, che sono rimasti loro 4, ha detto proprio finalmente a casa. Per capire un alpinista bisogna conoscere le sue emozioni, le sue paure, i suoi valori, la sua vita.